La veneta Paola Egonu, padovana di Cittadella, le giallo-blu dell'Imoco Volley Mochi De Gennaro, Sara Affar, Marina Lubian, ma l'elenco delle neocampionesse olimpiche di pallavolo passate per Conegliano è molto più lungo. Un'esplosione di gioia l'oro di Parigi nel volley femminile per il Veneto e la Marca Trevigiana, che rimasta orfana della Sisley Volley dei fenomeni si è lasciata travolgere dalla bravura, dall'energia e dai successi entusiasmanti inanellati dall'Imoco ai vertici del campionato più bello del mondo e ora sul gradino più alto del podio olimpico con le sue giocatrici simbolo di ieri e di oggi. Ma oggi è un risultato che fa la storia della pallavolo, fa la storia dello sport italiano e credo che sia un risultato giusto per tanti, per Velasco che non aveva mai vinto una medaglia d'oro, per De Gennaro che fa una carriera straordinaria e rientra in nazionale da protagonista, per Silla, per Egonu, per Sara Affar, per tutte le sorelle d'Italia che portano in alto la grande pallavolo italiana. Al fianco di Julio Velasco il trevigiano d'adozione Lorenzo Bernardi, e sono emozioni fortissime anche per chi al Palaverde ci andava a vedere gli oro granata targati Benetton, perché quell'oro inseguito e sfuggito di pochissimo alla fine è arrivato anche per lui, eletto miglior giocatore di pallavolo del XX secolo insieme proprio a Karch Kirali, che in finale a Parigi siede sulla panchina opposta. Niente sembra accadere per caso e sul punto del 3-0 per le azzurre è impossibile non essere sommersi da un'esultanza irrefrenabile. A Parigi sul podio c'è la storia passata, presente e futura della pallavolo trevigiana. Noi come Prosecco d'Otti Moco Volley possiamo solo che esserne orgogliosi e non vedere l'ora di riabbracciarle tutte e di rivederci al campionato del prossimo anno. Forza Italia, forza azzurre!